I piccoli, i medi e i grandi imprenditori devono sapere che contro le banche si può e si deve vincere, perché noi abbiamo centinaia di casi risolti contro le banche. Io stesso ne sono un'espressione tangibile, perché le banche, il saldo negativo sul conto non è né certo né liquido né esigibile, perché loro ne hanno combinate di tutti i colori e devono rispondere. Le istituzioni, in primo luogo la Camera di Commercio, devono informare gli imprenditori che devono analizzare i propri rapporti bancari e solo così riescono a confrontarsi alla pari con questi veri e propri imbroglioni. Ecco, senta Belluco, al di là di questo, un drammatico gesto, un altro drammatico gesto. Sì, noi abbiamo anche un altro caso di un imprenditore, anzi di una famiglia di un imprenditore che si è suicidato, che siamo andati a verificare i suoi conti correnti e risulta che non era lui, la sua azienda, che era debitrice nei confronti di 2 banche per circa 100.000 euro, ma era lui che già dal 2002-2003 si era messo in pari e avanzava circa 700.000 euro. È quello che noi diciamo, che i rapporti bancari devono essere verificati, perché non è vero che le banche avanzano quello che c'è scritto sul saldo negativo del conto corrente. Il numero che c'è scritto molto spesso non è né certo, né liquido, né esigibile come dicono le banche. Quindi bisogna fare opposizione ai decreti ingiuntivi, fare analisi e verificare i propri rapporti bancari e